Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta con Focus TG. Un gravissimo fatto di sangue a Sottomarina. Ci collegheremo tra poco con la nostra inviata Anna Maria Parisi. Una donna, una turista tedesca, come riporta in prima pagina la Nuova Venezia, è stata coltellata da uno sconosciuto mentre è a passeggio con il cane. Il cane peraltro non si trova, la donna è grave, è stato un uomo con un casco da motociclista a colpirla, è un vero e proprio giallo perché la donna era qui in vacanza e aveva lasciato il marito a casa con un figlio ed era uscita per portare a spasso il cane ed è stata accoltellata più volte da questo sconosciuto ed è in gravi condizioni. Adesso però andiamo da Luisa Bertini e da Simone Squarcina nel Vicentino, a Lonigo, perché c'è stata un'ondata di maltempo particolarmente violenta, un nubifragio con alberi abbattuti, capannoni danneggiati. In diretta da Lonigo, Luisa Bertini, a te. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Torniamo a parlare di maltempo perché la provincia vicentina è stata colpita anche questa notte. Sono stati oltre 60 gli interventi segnalati dai vigili del fuoco in diverse zone. La zona più colpita, quella di Lonigo, ma anche Sarego che dista poco da qui, anche Brendola e Mossano. Potenza del vento che ha scoperchiato dei capannoni in zona industriale, che ha fatto sradicare degli alberi. Io sono qui in compagnia con il divulgatore scientifico Luca Tecchiato perché diciamo va a caccia di questi eventi estremi. Cosa è successo stanotte? Diciamo quello che si può ricostruire, perché noi abbiamo visto anche in alcune case la possibilità che ci sia stato un tornado, la potenza del vento che ha distrutto tutti i vetri. In base ai danni che stiamo verificando nel territorio, insieme a un team di esperti stiamo valutando la possibilità di un tornado. Da alcune immagini che abbiamo ricevuto si vedeva nitidamente il cono. Vedendo alcuni danni e anche la direzione di vari detriti, potrebbe essere stato un tornado che ha colpito qui l'area artigianale di Lonigo Vicenza. Diciamo che è stata una supercella che si è formata nel Mantovano per poi spostarsi rapidamente verso il Veronese, zona San Bonifacio, dove anche lì ci sono stati parecchi danni, per poi puntare qui la zona artigianale di Lonigo, dove abbiamo avuto già danni ingenti, come avete detto, a causa delle forti raffiche di vento. La maggior parte dei danni sono dovuti da forti raffiche di vento lineari, ho detto downburst, però ecco, non è escluso che potrebbe essersi formato un tornado. Lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, se qui è una delle aree interessata dal tornado. Infatti il vento, che è stato potentissimo, ha divelto anche delle recinzioni addirittura, e della testimonianza che adesso andiamo a vedere insieme. In una casa un trave di legno è arrivato ad abbattere praticamente i vetri, un trave di legno che poi dalle immagini vedrete di che tipo di consistenza stiamo parlando. Intanto io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi e sentiamo insieme le testimonianze che abbiamo raccolto da Lonigo. Ci racconta cosa è successo ieri sera, che ora era, cosa avete sentito? Sì, era tipo intorno alle 9:30 e noi eravamo fuori col cane e abbiamo visto, insomma, c'erano tanti lampi e c'era il cielo illuminato a giorno, e poi è venuto su un vento forte, quindi ci siamo rintanati in casa, abbiamo chiuso un po' tutti i doppi vetri e nell'arco di poco tempo è venuto su un tornado, sembra, non so. E ha cominciato a piovere tanto, il vento era fortissimo e l'intensità della pioggia era sempre maggiore, c'era anche un po' di grandine in mezzo all'acqua, e tanto che ho detto speriamo che il vento non si plachi, perché se si placa vengono giù sassi e non è il caso. E a un certo punto poi noi guardavamo dalla finestra e vedevamo queste, tipo, sembravano dei cerchi di acqua, una cosa inspiegabile, lo vedi solo in televisione, nei film, secondo me. E improvvisamente abbiamo sentito un botto e abbiamo aperto la porta e c'erano vetri ovunque e abbiamo un po' controllato se ci fossero altre perdite in casa.
Voi che danni avete riscontrato? Vedo i vetri delle finestre, parte del tetto? Beh, abbiamo il camino del tetto che è crollato, l'antenna che non c'è più, probabilmente ci sono anche dei danni perché ci sono dei coppi del tetto che sono spostati, poi abbiamo tutti i doppi vetri rotti e anche la porta essenzialmente. Poi, tra l'altro, qua nelle vicinanze anche gli alberi che avete qui vicino sono stati sradicati. Sono stati sradicati e sono caduti, penso che abbiano tranciato anche i cavi della luce perché è da ieri sera che siamo senza corrente essenzialmente. La prima volta che vedete un evento del genere? Prima volta, mai visto di un'intensità così forte, un evento atmosferico così forte. Lo vedi nei film, come ripeto, magari in America forse sono un po' più abituati a questi eventi atmosferici, però qui io non ho mai visto un'intensità così forte. Quel trave stanotte è stato portato dal vento, ha sbattuto contro i vetri? Contro quell'abitazione lì e di conseguenza c'è stato un forte boato. Io stesso che ero in attesa di aspettare che finisse questa tempesta, ho cambiato stanza per paura che crollassi il tetto. È stata una cosa spaventosa. Alla mia età mi ha veramente impressionato a morte. Quasi scappavo fuori per pure che venisse giù la copertura dell'abitazione. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcino, i nostri inviati. Molti danni anche nel Veronese, seriamente colpita una parte della provincia di Verona. Vediamo il titolo dell'Arena: temporali, grandine, evento, alberi caduti sulle auto, tetti scoperchiati e allagamenti, blackout ai Power Hits. Durante questo evento praticamente c'è stato un blackout. Vediamo la cronaca nera. Vi dicevo che ci collegheremo tra poco con Anna Maria Parisi per una donna tedesca accoltellata da uno sconosciuto nella notte mentre portava a spasso il cane. La donna è ferita gravemente. Andremo in diretta da Sottomarina, ma vediamo adesso i due dei ragazzi che hanno rapinato dei coetanei usando taser, coltello, tirapugni, e poi hanno postato il video della refurtiva sui social. Aggressori e vittime hanno appena 15 anni, 3 i denunciati. Si sono dati appuntamento in stazione a Conegliano per regolare una questione amorosa, la rivalità per una ragazza, ma l'incontro è finito con una rapina. Soldi, scarpe, vestiti. Il video della refurtiva è stato postato su Instagram con un titolo eloquente: 300 euro di roba in 30 minuti più cash. Quello che fa più impressione è l'età dei protagonisti dell'episodio, accaduto poco più di un mese fa, il 28 luglio. 15enni le due vittime, un italiano e un moldavo arrivati in treno da Pordenone. 15enni, 3 rapinatori, stranieri di seconda generazione, residenti tra Godega di Sant'Urbano e Orsago, armati di coltello, tirapugni, addirittura un taser, una pistola elettrica che non hanno esitato a puntare al petto dei malcapitati. Sotto minaccia si sono fatti consegnare i soldi che avevano con loro, 25 euro, una felpa e delle scarpe da ginnastica firmate, lasciando scalzo e a torso nudo uno dei coetanei rapinati. Quindi se ne sono andati. Ai due minorenni non è rimasto altro da fare che chiamare il 113. Sul posto, dal commissariato di polizia, sono subito accorse le volanti. 2 bulli sono stati rintracciati dagli agenti poco lontano, un terzo aveva già fatto in tempo a salire su un treno e andarsene. Grazie alle testimonianze delle vittime e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, la dinamica dei fatti è stata ricostruita e il terzetto denunciato a piede libero alla Procura dei minori di Venezia per rapina in concorso. Un fatto, dice lo specialista, che lascia perplessi su diversi piani. Ci sono aspetti violenti, ci sono aspetti di questo fatto che ci fanno riflettere anche sul senso di rispetto e il senso dell'altro, no? Che è molto importante sia in psicologia ma anche proprio per costruire un tessuto sociale che evidentemente può darsi che non ci sia stato alle spalle di questi ragazzi. E poi l'esibizione della refurtiva sui social. Bisogna sempre parlare di tratti narcisistici, questi giovani che compiono questi reati e che in qualche modo già scivolano all'interno di una deviazione da un punto di vista sociale, comunque hanno un aspetto di grandiosità, per cui tendono a esibirlo, e questo è un grave fatto che va curato. A 18 anni guidava senza patente un ragazzo cubano che ha investito, falciato proprio un insegnante, un ex vicepresidente di 71 anni che è morto. Andiamo in diretta da Francesca Bozza e da Alberto Pivetta per la parte tecnica. Te, Francesca.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo in via Diaz a Ponzano ed è un via vai di amici, familiari del professor Diego Lapaine. Nessuno, lo potete immaginare, ha molta voglia di parlare. Siamo riusciti ad avvicinare la figlia del professore che, scusandosi con gli occhi rossi, ci ha detto: in questo momento non me la sento di parlare, come immaginabile in queste situazioni. Anche la cognata ha parlato di una tragedia troppo grande anche da commentare. Quella che è successa ieri nel pomeriggio a Villorba. Il professore era in sella alla sua amata bicicletta, i vicini ci dicono di vederlo spesso in sella alle due ruote, lui che ora era in pensione e che poteva insomma dare sfogo a questa sua grande passione. Stava percorrendo la strada quando all'improvviso è arrivata l'auto guidata da questo 18enne di origini cubane che, come hai ricordato tu direttore, guidava senza patente, aveva preso la macchina senza dire nulla alla madre e ha perso il controllo della vettura, che è piombata sul 71enne che è stato sbalzato per diversi metri, finendo all'interno del giardino di un'abitazione, mentre la bicicletta è rimasta agganciata alla ringhiera della stessa casa. Il professore purtroppo è morto sul colpo. È una tragedia grandissima che si porta via una persona che qui in via Diaz ricordano come un professore buono, ce lo dice una signora. Il professore era stato l'insegnante della figlia, buono, gentile, sempre disponibile, riservato. Quando passava con la moglie e il cagnolino salutava sempre, si fermava per due chiacchiere. Questa vicina dice: sono sconvolta, sono triste perché lui adesso non c'è più. La procura della Repubblica di Treviso quasi sicuramente aprirà un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale. Il 18enne di origini cubane viveva con la madre nel Coneglianese, ma in questi giorni si trovava a Villorba, ospite di familiari. Noi restiamo qui in attesa di vedere se qualcuno ha voglia di raccontare qualcosa in più del professor Lapaine. Aveva lavorato come vicepreside all'ITIS Giorgi Fermi di Treviso, ma aveva lavorato anche al liceo scientifico Da Vinci. Una vita spesa all'interno del mondo della scuola, a contatto con i ragazzi, e ora era arrivata la pensione che si stava godendo appunto in sella alla sua amata bicicletta da corsa, dove purtroppo ha trovato un destino così atroce. Da Ponzano è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Francesca Bozza e Alberto Pivetta. Vediamo l'addio a un'altra vittima di un incidente stradale. Giovedì l'addio a Maci Chiarellotto, morto in scooter. Le offerte andranno all'Associazione Italiana dei Donatori degli Organi. Era notissimo quest'uomo a Cornuda dove viveva, ma insomma in tutta la zona del Montello, in questa zona del Trevigiano era molto noto, un appassionato di moto. Purtroppo ha trovato la vita dopo essere stato ad una sagra. E i carabinieri sabato pomeriggio hanno arrestato un 28enne di origini marocchine a San Polo. Lo scorso luglio l'uomo si era schiantato con un'auto rubata e aveva rapinato del cellulare una donna intervenuta sul luogo dell'incidente. Con dei vasi di fiori ha rotto i vetri dei finestrini, è entrato in macchina, è partito, l'ha rubata, fine. Era iniziata così la notte di follia vissuta lo scorso 20 luglio a San Polo di Piave. Protagonista un 28enne marocchino senza fissa dimora, arrestato nelle ultime ore dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Treviso. Il provvedimento è scattato dopo le indagini portate avanti dai militari dell'Arma su una serie di reati, tra cui furti, rapine e lesioni commessi a San Polo lo scorso luglio. Quella notte l'uomo, dopo aver rubato una micra dal cortile dell'abitazione di una donna in via Roma, si era allontanato. La sua fuga era finita pochi chilometri dopo in via Callarghe, dove probabilmente a causa della velocità elevata e delle sue condizioni psicofisiche aveva perso il controllo della vettura, abbattendo prima un palo della luce, poi sfondando il muro di recinzione di un'abitazione. Così raccontava una residente. Ho sentito una macchina che arrivava velocemente perché avevo le finestre aperte e poi ho sentito un gran colpo
e proprio una roba micidiale. Dopo lo schianto l'uomo era scappato nei campi per poi tornare poco più tardi nuovamente in via Callarghe, dove nel frattempo si erano radunati diversi residenti, tra loro anche una 56enne che stava segnalando alle vetture che transitavano di rallentare visto l'incidente poco distante. All'improvviso di fronte a lei era comparso il nordafricano che l'aveva aggredita strappandole dalle mani il cellulare. La scena era stata vista da un automobilista che era riuscito a recuperare lo smartphone e a restituirlo alla donna, che spaventata si era rifugiata nel suo giardino, venendo nuovamente raggiunta dal 28enne che l'aveva spinta violentemente a terra portandole via il telefonino. I carabinieri immediatamente intervenuti sul posto, grazie agli elementi raccolti e alle immagini della videosorveglianza, erano riusciti a identificare il cittadino marocchino che era stato denunciato in stato di libertà per rapina, ricettazione e lesioni personali. Dopo ulteriori indagini, per lui si sono ora aperte le porte del carcere. Non so se vi rendete conto, questo è un uomo che ha causato un incidente, una donna si è avvicinata a lui per soccorrerlo, risultato l'ha aggredita per portarle via il cellulare. Cioè, noi siamo in balia di questi matti, di questi delinquenti che arrivano in gran parte da altri paesi. Era cubano quello che ha investito il professore a Ponzano Veneto, quest'altro è un marocchino, l'altro giorno ha violentato una donna a Roma da un nordafricano, ieri sera alla una stazione del Milanese violentato una 18enne che aspettava un treno, poi si parla di razzismo. No, questi sono dati, sono reati che si aggiungono ovviamente a quelli commessi dagli italiani, ma negli incidenti stradali c'è un'altissima percentuale di stranieri che o sono senza patente o non hanno mai guidato l'auto pur avendo avuto una patente. Recinzioni antidegrado a Campomarzo, dopo la cancellata del parco dell'ippodromo, adesso c'è una rete provvisorio lungo viale Dalmazia e ognuno cerca di tutelarsi in qualche modo. L'obiettivo è mettere al riparo da pusher e tossici il Luna Park giunto a Vicenza per la festa dei Otto. Vediamo. Campomarzo, le paludi del degrado. La festa degli Otto porta luci, vita, giostre, ma quest'anno anche il Luna Park si blinda dietro a una rete. A differenza del passato c'è un dentro e un fuori e all'ingresso della zona con le attrazioni c'è un cartello che lancia un monito: è vietato entrare con biciclette, monopattini, motocicli, introdurre petardi, fumogeni, corpi contundenti, bottiglie di vetro e qualsiasi altro manufatto pericoloso per l'incolumità pubblica. Regole di rispetto e civiltà, e per Vicenza il Luna Park delimitato dalla rete è una novità assoluta. Per Vicenza sì, in altri parchi li abbiamo usati, proprio perché c'era problemi con i famosi Maranza. E qui serve per far passare meno scooter, meno monopattini, abbiamo pensato. Poi se è funzionale lo scopriremo col tempo. A spiegare il perché della recinzione, il titolare di un'attrazione del Luna Park. La rete, collocata per la prima volta a Vicenza, punta a garantire sicurezza alle famiglie, ai giovani, a tutti quei cittadini che vanno alle giostre per divertirsi e non per entrare in contatto con il degrado di Campomarzo, con i suoi pusher e i suoi tossicodipendenti. Un Luna Park che, visti gli ultimi 2 anni precedenti, vuole prevenire, quindi autotutelarsi. Vediamo comunque che ci sono metà attrazioni rispetto agli altri anni, questo è un dispiacere. Ringraziamo comunque gli operatori, i giostrai che ogni volta si impegnano e ci mettono anche del loro, come in questo caso, per evitare quel degrado che comunque gravita attorno a Campomarzo, causa anche la casetta che distribuisce siringhe, come abbiamo visto nei mesi scorsi. Insomma, le reti metalliche provvisorie posizionate lungo Viale Dalmazia in modo da chiudere lo spazio dedicato al divertimento si uniscono alla recinzione metallica all'inglese voluta dall'amministrazione comunale lungo il perimetro del parco ippodromo. Un Campomarzo sempre più blindato, a dimostrazione che c'è un problema di degrado. Ringraziamo gli operatori che ogni anno, che ogni volta rendono vivo Campomarzo. Purtroppo sono costretti a recintarsi per allontanare il degrado. Comunque un grazie va sempre a loro per l'impegno e la costanza che ci mettono, e purtroppo mi sa che arriveremo un giorno a pagare noi per farli venire a Vicenza.
Oggi in regia Tony Esposito e Tommaso Migota, avete visto spaccio degrado, poi non mancano gli squilibrati e gli ubriachi liberi di colpire. Andiamo a Bassano del Grappa, dove un uomo esagitato ha seminato il panico in una palazzina, è stato poi fermato dalla polizia. Violazione di domicilio, danneggiamento, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, possesso di armi o oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza. Ne deve rispondere un 38enne irregolare sul territorio nazionale con numerosi precedenti a proprio carico, che si è introdotto in uno stabile di via Roma a Bassano completamente ubriaco. Notato da una residente, l'uomo ha iniziato a inveire contro di lei lanciandole dei secchi trovati sul posto, pretendendo di entrare nella sua abitazione colpendo ripetutamente la porta finestra. La donna spaventata ha allertato il commissariato di via Pecori Giraldi e quando gli agenti sono arrivati in un terrazzo comune dell'edificio hanno trovato lo straniero in evidente stato di alterazione. Visti numerosi precedenti a suo carico, date la sua presenza ingiustificata in una proprietà privata e la sua aggressività, è stato perquisito e addosso i poliziotti gli hanno trovato un coltellino svizzero. Portato a fatica in commissariato, si è accanito contro gli agenti minacciandoli e insultandoli. Per lui sono scattate le denunce per una sfilza di reati e ora, su indicazione del questore, si procederà alla valutazione della sua permanenza in Italia. Servizio di Daniela Sizia, ovviamente poi non mancano i vandali, è stata devastata la segreteria del cimitero di Cadoneghe. Il sindaco Schiesaro dice che ha presentato una denuncia. Nessun rispetto neppure per chi non c'è più. È allucinante quello che si è trovato davanti l'operatore comunale in servizio al cimitero di Cadoneghe nella cintura padovana al momento della riapertura della segreteria. Le immagini parlano da sole: mozziconi di sigaretta abbandonati sulla scrivania, la porta d'ingresso forzata e anche il frigorifero saccheggiato. E non solo, chi è entrato ha ben pensato di sporcare di escrementi il pavimento. Un'azione che ha colpito profondamente tutta la comunità, con il sindaco Marco Schiesaro che si è subito attivato sporgendo denuncia ai carabinieri. Servizio di Francesco Rattai, anche il Gazzettino in prima pagina con la turista coltellata per strada da un uomo con il casco in testa mentre passeggia di notte con il cane. È una donna tedesca ferita e caccia all'aggressore. È scomparso il piccolo Lucky, il cane che era con questa donna. Andiamo subito in diretta da Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio per la parte tecnica. La vedo in compagnia del sindaco di Chioggia, Mauro Armelau. A te Anna. Sì, buongiorno direttore, eccoci con il sindaco di Chioggia, come dicevi tu, qui sul luogo della violentissima e barbara aggressione in cui appunto ieri sera una donna, una turista tedesca, una mamma tedesca di 30 anni ha rischiato di morire per mano di questo aggressore che col volto travisato dal casco l'ha colpita con diversi colpi di fendente, prima prendendola alle spalle, colpendola al collo e quindi poi al volto e anche al viso, sindaco. Un episodio veramente inquietante, accaduto ieri sera intorno alle 23, considerato che lei era arrivata da poche ore insieme al compagno e al figlio adolescente e si trovava qui in vacanza. Esattamente, siamo rimasti veramente senza parole nell'apprendere che era accaduta questa cosa nella nostra città, perché per fortuna Chioggia non è una città, diciamo, violenta, non accadono queste cose così di frequente, ma penso che sia la prima volta a memoria mia che accade un simile gesto che è inspiegabile anche. Lei perché ha sentito una ragazza... ieri sera le sirene dell'ambulanza arrivare, lei conosce bene questa zona, sindaco? Si abito qui vicino e ho sentito proprio le sirene delle forze di polizia e delle ambulanze e proprio qui vicino le ho sentite che poi si spegnevano, quindi ho percepito che fosse accaduto qualcosa in questa zona. Però poi questa mattina dal post della ricerca del cagnolino che poi è scappato, ho saputo appunto che questo cagnolino di proprietà della signora, della ragazza. Perché lei era venuta qua col cagnolino a passeggio. Esatto, stava passeggiando con il cagnolino e è stata aggredita da questo ignoto, da questo delinquente, che così si può solo definire un delinquente. E adesso speriamo che i carabinieri riescano a fare le indagini nel più breve tempo possibile e possano assicurare alla giustizia ovviamente questa persona che sicuramente
non è equilibrata. Ecco, la donna si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale di Chioggia e non è in pericolo di vita, ma le sue ferite sono veramente molto gravi. Questa è una zona comunque molto frequentata, c'è il supermercato, una pizzeria, diversi bar, quindi insomma c'era gente anche ieri sera durante l'ora dell'aggressione. Sì, ho saputo che è stata aiutata la signora, è stata soccorsa da delle persone che stavano transitando qui. Quindi diciamo è una zona, diciamo, non è proprio centralissima di Sottomarina, ma è fiancheggiata da tantissimi palazzi, quindi la gente che passeggia con il cane, che va a fare una passeggiata, ce n'è sicuramente in questa zona. Per fortuna abbiamo un ospedale che funziona bene, l'hanno soccorsa subito, la stanno ovviamente stabilizzando e adesso ovviamente rimaniamo in attesa che venga dimessa quantomeno dal reparto di rianimazione, poi mi recherò in visita a portare chiaramente la solidarietà della città di Chioggia. Oggi pomeriggio il prefetto ha convocato anche un comitato provinciale per le 15:30, quindi adesso finisco l'intervista e poi scappo a Venezia. Ecco, il marito con il figlio nel momento dell'aggressione sembra si trovasse in casa. Ora è da capire anche dalle immagini di videosorveglianza della città cosa i carabinieri incaricati delle indagini riusciranno a trovare nei vari frame riferiti all'ora dell'aggressione. Per il momento da Sottomarina di Chioggia è tutto, con le immagini di Sandro Ponchio ti restituisco la linea, direttore, ringraziando il sindaco di Chioggia, Mauro Armelau. Grazie molte, grazie anche al sindaco Mauro Armelau. Rivediamo la foto del cagnetto. Il cagnetto si chiama Lucky e dopo l'aggressione è stato perso, non lo si ritrova, quindi chi dovesse incontrarlo sa che è il piccolo cane della donna misteriosamente accoltellata sotto Marina. La cosa grave è che non si è trattato, a quanto pare, di un tentativo di rapina, perché almeno ci sarebbe stato un movente. Cioè questo è un uomo che è arrivato col casco, ha accoltellato questa turista tedesca appena arrivata, quindi non può aver avuto un legame con qualcuno che evidentemente vive nella stessa zona. L'uomo si è dato poi alla fuga, è un vero e proprio giallo, come è ancora un giallo l'uccisione a Fontaniva dell'ex guardia carceraria Fatos Cenai. Andiamo in diretta da Francesco Rattai perché potrebbe esserci anche un'altra pista. A te, Francesco. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Fontaniva, dove la famiglia di Fatos Cenai viveva perché da qualche tempo si è spostata, non vive più qui. C'è una svolta nelle indagini, c'è un indagato a piede libero, è il vicino di casa che sarebbe l'autore, con condizionale d'obbligo, le indagini sono ancora in corso, dello sparo che ha colpito Fatos Cenai, il 58enne albanese che nella sua vita precedente era una guardia carceraria, era in pensione, si era trasferito qua a Fontaniva. Sarebbe appunto il vicino di casa, un'azione mossa da risentimenti legati a questioni di confini, di proprietà. I vicini ci hanno detto che c'è stata anche una discussione tra la famiglia di Cenai e quella dell'indagato per quanto riguarda una videocamera di sorveglianza che secondo la famiglia Cenai puntava anche sulla loro proprietà. Una persona, si tratta di un quarantenne del luogo, italiano, che indagato appunto dalla procura di Padova, è una persona molto chiusa, ce l'hanno descritta così i vicini, mentre parlando di Fatos Cenai parlano di una persona molto socievole, sempre col saluto pronto, con una battuta per tutti quanti. La vicenda è l'8 giugno scorso, quando Cenai andava a lavorare nella fattoria didattica in cui dava una mano, e proprio lungo la strada è stato a questo punto, all'inizio le indagini vertevano anche su un possibile proiettile vagante sparato da qualche cacciatore.
o l'altra pista legata appunto al passato di Cenai. L'abbiamo detto, era in pensione e nella sua vita aveva fatto la guardia carceraria. Gli inquirenti avevano scandagliato anche quella pista, qualche risentimento in patria, qualche screzio legato appunto al suo lavoro. Non è così, non dovrebbe essere così. Ora abbiamo un indagato che appunto è il vicino. Se non ci sono domande, salutando e ringraziando il collega Cristian Roccagliende per l'assistenza tecnica, ti ripasso la linea, direttore. Grazie a Francesco Rattai, grazie Francesco, grazie a Cristian Roccagliende per il nostro operatore. Un'altra notizia, questa viene da Venezia Oggi, il quotidiano online. Luigi Corò, pestato di botte, aggredito per strada a Marghera, ha trascorso 5 giorni all'ospedale e ora porta un collare. Denuncio affinché non capiti ad altri, dice, ho immagini e referti, vorrei incontrare chi mi ha fatto questo e chiedergli perché Corò, che è molto attivo proprio contro il degrado e per la sicurezza della città. Adesso torniamo nel Vicentino da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, perché c'è stata una violenta ondata di maltempo, un vero e proprio nubifragio. A te Luisa. Sì, direttore, buongiorno a te e ben ritrovati ai nostri telespettatori. Siamo sempre qui all'Onigo in compagnia del sindaco Giacomello, che ci fa una panoramica di tutti gli interventi che sono stati fatti, perché appunto il nubifragio ha colpito in modo particolare questo territorio, oltre a Sarego, oltre al Basso Vicentino, Mossano e Barbarano. Tanti gli interventi, noi continuiamo a veder passare i mezzi dei vigili del fuoco, così come della protezione civile. Tutta la notte sono stati impiegati gli uomini anche del comune per i sopralluoghi. Lei sindaco in prima persona, vi mostro quello che ha fatto il vento questa notte. Questo è uno dei tanti alberi che sono stati abbattuti dalla violenza del Fortunale, uno dei tanti, perché appunto il sindaco ci racconta che di interventi ce ne sono stati a centinaia. Sindaco. Sì, purtroppo non abbiamo ricordi, è dal 2019 che non succedeva una cosa così devastante nella nostra città. Tra l'altro io l'ho vista anche praticamente in diretta, perché ieri sera ero in comune e sono uscito alle 10:30 di ieri sera, e che stava passando il Fortunale, e tra l'altro ha anche sradicato un albero, un tiglio che è nel parco del comune. Ma di questa violenza non abbiamo ricordi, abbiamo una lista di richieste di interventi che è incredibile, cioè vi dico veramente, abbiamo via Chiampan, via della Vittoria, via Le Vicenza, via Mazzadi, l'asilo nido in via Brenta, via Pietro della Torre, il giardino del Milite Ignoto, nel parco Ippodromo, in via Scaranto, Sordina, un autentico disastro. E poi lei mi diceva adesso che state anche monitorando un torrente perché dei rami hanno ostruito il passaggio dell'acqua. Sì, stiamo più che monitorando, stiamo intervenendo in un torrente che è il Togna, che è nella frazione di Madonna, perché gli alberi caduti stanno mettendo a rischio la possibilità di defluire dell'acqua, quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Devo dire che siamo intervenuti subito, a parte già ieri sera diciamo, l'ho visto praticamente in diretta alle 10:30 di ieri sera, poi c'è stato un ulteriore passaggio di questo Fortunale downburst, che non è una tromba d'aria ma è molto più mirata, ma molto più violenta della tromba d'aria. Insomma, c'è stato un altro evento verso l'1:30 di notte che ha dato la seconda botta. Insomma, devo dire che devo ringraziare veramente intanto i dipendenti nostri del comune, ma poi la polizia urbana, i volontari della protezione civile. Mi sono sentito ieri sera a più riprese, poi anche alle 4:30 del mattino, e dei vigili del fuoco, perché sono intervenuti con una disponibilità che è veramente da premiare e sono da ringraziare veramente. E sempre a proposito degli interventi dei vigili del fuoco, ricordo, per fare una panoramica di quello che è successo sul Vicentino, che gli interventi sono stati oltre 60 appunto
appunto nelle zone che prima vi ho ricordato, quindi tra Lonigo, Sarego, Barbarano Mossano, Brendola. Io ringrazio. Sì, una cosa che l'unica soddisfazione, no, non soddisfazione, diciamo l'unico sollievo è che grazie a Dio non abbiamo avuto qui nel nostro comune segnalazioni di danni a persone, e questa insomma almeno un sollievo averlo. Certo, quindi non ci sono stati danni a persone, ovviamente tanti i danni anche al patrimonio arboreo, che adesso sono sotto il monitoraggio costante. Per il momento da Lonigo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, a Simone Squarcina e al sindaco ovviamente. Avete visto prima anche delle immagini di allagamenti, è finita nuovamente sott'acqua anche Spinea, anche lì ci sono state piogge molto intense. Torniamo alla cronaca nera. Da giorni era stata segnalata la presenza di persone all'interno di uno stabile in zona stazione a Padova, e gli uomini della questura hanno trovato 8 abusivi. Sentiamo. Eccolo l'interno dello stabile che la polizia ha sgomberato in via Fra Paolo Sarpi a Padova, occupato abusivamente da 8 sbandati. All'interno sono stati trovati 7 cittadini stranieri, di cui 6 irregolari sul territorio, e un italiano. I poliziotti hanno controllato l'edificio in zona stazione, dove nei giorni scorsi era stato notato che le travi che chiudevano le porte erano state danneggiate. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la porta forzata e una volta entrati all'interno della palazzina, composta da 3 piani, hanno riscontrato l'occupazione abusiva, accertando la presenza di numerosi giacigli di fortuna e di 8 persone che vi si erano stabilite. Lo stato dei luoghi confermava come vi fosse la presenza di bivacco già da tempo e sicuramente da parte di più soggetti, il tutto in condizioni proibitive per gli stessi occupanti. Infatti, oltre ai giacigli, gli agenti hanno trovato indumenti gettati ovunque, avanzi di cibo, effetti personali vari, bottiglie vuote, escrementi e spazzatura di ogni tipo, che facevano apparire il luogo oramai assimilabile a una vera e propria discarica, con condizioni igienico-sanitarie inesistenti. Gli 8 sono stati denunciati per occupazione abusiva e 2 dei 7 stranieri sono stati portati al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Vediamo altri due titoli dalla Nuova Venezia, la prima pagina della Nuova Venezia online. Non torna per pranzo, la moglie lo scopre morto in ufficio. È un dramma capitato a Mestre. Paolo Ceccato, consulente aziendale cinquantenne, è rimasto vittima di un malore. Era riverso sulla sua scrivania, sotto shock, la moglie, la famiglia e i conoscenti. E poi l'istruttrice di tennis del Lido, notissima, che è morta a 39 anni, è lutto al Lido di Venezia, dove insegnava il tennis ai più giovani. Ha augurato cattiva sorte al cane della sindaca di Monselice, che non ha esitato un secondo e ha reagito invitando tutti a riflettere bene prima di parlare. Mentre attraversavo le strisce pedonali, la signora si è rivolta ovviamente a me, che ero con il mio cane, dicendomi: ci sta, che te muore il cane, che in dialetto significa ci sta che ti muoia il cane. Anche io, con quelle persone con cui ero, scusate ma non ci sta, mi sono girata e sono tornata indietro. Stava camminando nel centro di Monselice con il suo cane Spino, la sindaca Giorgia Bedin, apostrofata da un gruppo di persone che in quel momento stavano raccogliendo firme dopo i recenti allagamenti. Un diritto sacrosanto che nessuno mette in dubbio, quello della protesta, che si è trasformato in minuti di amarezza per la frase di mala augurio indirizzata alla bestiola a cui la sindaca e tutta la sua famiglia sono molto affezionate. A dire il vero, via social, l'interessata smentisce categoricamente di aver pronunciato una simile frase, sostenendo di aver detto parole che con la cattiva sorte indirizzata al cane hanno solo una mera assonanza. Ciò non toglie che il monito della prima cittadina sia questo che decidiamo di condividere. Nella vita vera le parole pesano, dovrebbero pesare anche su Facebook, bisogna avere il coraggio, come si risponde, si dice su Facebook, e magari qualcuno ammette anche di aver sbagliato, di ammettere di aver sbagliato, chiedere scusa e fine. Perché la vita vera è questa. Non ho nessuna intenzione di denunciare nessuno, ma non perché sia una pusillanime, perché non sapevo cosa ho detto, ma perché non ha senso, lo dico da avvocato e anche da sindaco, intasare le aule di giustizia per queste robe qua.
mi auguro che il mio cane stia sempre bene perché voglio un bene dell'anima, ma è una persona, cioè, sono veramente dei gesti brutti. Oggi su tutti i giornali locali l'esclusiva di Lucio Zanato, che ha scoperto per primo le code notturne a Montebelluna e Trevignano di pazienti che si prenotavano alla USL per il medico di base che era cambiato. Vediamo il servizio da Trevignano. Ma cosa succede qua che c'è tutta sta cosa? Bisogna cambiare il dottore e quindi c'è questo casino. Fazzè di Trevignano, 1 settembre, ore 8:45. Questi sono i cittadini che da questo mese devono cambiare il medico di base. Purtroppo il dottor Mini Massimo ha cessato l'attività con il 31 di agosto. Dal 1 di settembre 1800 pazienti sono rimasti senza medico. Ci è stata data notizia dall'anagrafe sanitaria che 1000 pazienti verranno assegnati alla dottoressa Sofia Artuso qui a Fazzè di Trevignano e gli altri dovevano arrangiarsi. Le persone sono arrivate qui a mezzanotte, qualcuno ha dormito qua, hanno creato dei numeri improvvisati per dare la possibilità a tutti di rispettare la coda. Una cosa quindi ai primi 1000 posti sicuri per il nuovo medico di base e una coda in autogestione ricevuta da 2 addette dell'ULSS con questi risultati. Ce ne sono dentro 40 e io sono da poco arrivata, ho 228, immaginarsi. 231, quindi quando sarà il suo turno? Non so, perché con Speed non si può, dobbiamo provare anche con Speed. Niente da fare? Niente da fare. È venuta alle 6 del mattino perché? Per prendere il posto per i miei genitori, per i miei suoceri, per le persone anziane soprattutto. Ma non era possibile fare in altra maniera? No, perché il mio compagno e anche i miei cognati è tutta questa notte che stanno provando con lo Speed e non si entra. Si aspettava una roba del genere? Si immaginava, non so se aspettava. Ma è tutto questo per il cambio di un medico? Sì. Per i primi 40 posti a sedere, per gli altri solo in piedi o in carrozzina. Ho i ginocchi a tocchi. Oh signor Benedetto! Ma anche lei è in coda per il medico? Certo, per cosa può. Quanti anni ha? 87. E qua anche con un bambino piccolo? Che numero ha? Il 24. E a che ora è venuta qua? Mio marito è venuto qua alle 5:30. Inevitabili gli sfoghi e gli appelli al direttore Francesco Benazzi. È una vergogna. Andiamo a casa. Che numero ha tutti? Che numero 166. E non ti spedi neanche te? E ne ha fatto 7, 8 da 8. Neanche sì, 7. È un manicomio. Anche lei è qua che sta aspettando? Purtroppo sono in mezzo in manicomio. Non è possibile, ma così funziona. Al direttore Benazzi dico che è uno schifo perché sia l'ULSS coordinato male e sia anche il nostro comune, perché per fortuna ci siamo autogestiti quando sono arrivati loro qui dell'ULSS alle 7:30 era un casino. Infine c'è chi ritenterà una prossima volta. Sei riuscita? No, guardi, io proprio ci rinuncio. Code e proteste anche a Montebelluna. Sentiamo sempre Lucio Zanato. Buongiorno. Buongiorno. Quanti anni ha? Indovina. Non lo so. 94. Ed è qua in piedi? Ed è qua in piedi? Sì. Ad aspettare il medico, no? No, il medico, aspettare i signori qua, i fai calde. Tanti gli anziani in coda oggi davanti all'anagrafe sanitaria dell'ospedale di Montebelluna. Con il primo giorno di settembre c'è stato il cambio del medico di base con un passaggio obbligatorio allo sportello reale o virtuale, anche se qui la soluzione per molti poteva essere più semplice. Chi poteva aver semplificato queste robe qua? Che con la firma del dottore si poteva aver fatto, no? Attesa per molti decisamente snervante. No, non si parlava perché mi sparate. Ma lì dai 8 e 7 e un quarto sono arrivata e ora è una vergogna. Non dice anche gente che perde il lavoro per gli giovani, ma gli anziani 3 ore, 4, venire a casa a mezzogiorno e star qua in piedi 83 anni, scusa. Menassi, dica che pensa queste robe qua. Anche qui come a Trevignano c'è chi ha tentato la carta di internet.
Ma voi che siete tecnologiche riuscite a farlo con lo speed? Uno siamo appena riusciti a farlo. Perché hanno detto che dalle 9 dovrebbe essersi riattivato, stanotte hanno provato in 2000. Noi abbiamo provato adesso e lei è riuscita. E basta al momento. Sembra un terno all'otto anche lo speed, insomma. Un pochino sì. E quanto tempo è che aspettate qua? Io sono qua dalle 7:20. All'esterno una sola panchina, per il resto fioriere o automobili se qualcuno non riesce più a stare in piedi. Signora, anche una aiuola può servire per sedersi. Certo. Però un po' di panchine potevano mettere per tutta sta gente. Questo sì. Va bene, dai. Si vede che pensa che sia tutti giovani. Signora, si è messa in macchina? Mi sono seduta, dentro non c'è posto. Che numero ha? 215. E come fa a sapere se la chiamano? Sono arrivati al 100, poco più, dunque ho voglia. Tra i pazienti anche l'ex parlamentare e ex sindaco di Montebelluna Laura Puppato. La soluzione è quello evidentemente di riuscire a pagare meglio i medici. Per esempio abbiamo una situazione qui a Montebelluna, più di qualche medico di medicina generale mi ha riferito che aveva dato la disponibilità per esempio a rimanere e non è stato neanche considerato, neanche una risposta da parte dell'ULSS 2. Quindi trattare meglio le persone, le risorse umane sono un valore straordinario, non le possiamo buttare via come se fossero numeri. Anziani dimenticati, il pensiero comune di questa gente. Gli anziani, li buttai là gli anziani, no? È una situazione difficile, ma il direttore generale della LULSS Trevigiana, Francesco Benazzi, parla di eccessivo allarmismo. Sentiamo cosa ha detto. Mi scuso per le lunghe code, è stato fatto molto allarmismo, tanto che mi dicono che abbiamo avuto persone che aspettavano già dalle 2 di notte in macchina per potersi iscrivere. Ecco, queste cose non hanno nessun senso perché, voglio dire, comunque i medici stanno arrivando, arriveranno e in qualche modo riusciamo a dare una risposta a tutti. Hanno trovato 2 medici molto bravi, la dottoressa Artuso e un'altra collega che essendo giovani medici al primo anno di specialità possono ottenere solo 1000 mutuati, quindi 2000 persone sono già state attribuite ovviamente a questi nuovi medici che da fine anno potranno passare a 1200, quindi andremo ovviamente a tamponare meglio le cose. Dopo che entro ottobre-novembre dovrebbe arrivare un nuovo medico e quindi in questo caso anche questo potrà prendere 1200 mutuati, intanto per una quota parte di questi, cioè la differenza dai 2000 ai 3000, abbiamo aperto, siccome lo stesso ambito, chiaramente le persone vanno dal dottor Lissa al dottor Vita che gentilmente si sono accordati per ricevere ovviamente nuovi assistiti. La cosa sarà provvisoria, poi man mano quando arriveranno a fine anno questi 2 nuovi medici riporteremo, se vogliono, ecco, questi assistiti ovviamente di nuovo all'interno del comune di Trevignano. Ecco, continuo a ribadire, i medici mancano, quindi man mano che noi riusciamo con l'aiuto delle ordini dei medici, con l'aiuto degli stessi medici di famiglia, ovviamente delle sigle sindacali che ci danno una mano a reperire nuovi medici, noi facciamo il possibile. Chiaramente non li possiamo fare uscire dal cilindro perché questo non esiste, però sicuramente la disponibilità a ricercarli, a trovarli e agevolarli anche nel loro ovviamente insediamento, questo lo stiamo facendo insieme alle amministrazioni comunali. E di questa situazione abbiamo parlato ieri sera con i nostri ospiti a Focus. Crescendo la spesa pubblica, cioè noi parliamo di competitività, parliamo di tante belle cose, l'Irlanda, la Francia, la Spagna pagano il 6-7% in welfare, noi paghiamo il 14%, sono 7 punti che non vanno in produttività, che poi potrebbe generare altri servizi. Ovviamente dispiace vedere una persona anziana, 87, 88, 92 anni, che sta diciamo tante ore, viene da dire però il fatto che ci siano persone così in forma, così arzille, significa che noi comunque abbiamo costruito un sistema sanitario pubblico che ha funzionato negli anni e a cui forse adesso bisognerebbe provare a fare un check-up in un'ottica di sostenibilità, perché tutti parlano tanto di sostenibilità, la sostenibilità deve essere anche economica e quindi questa sostenibilità va pensata anche per quanto riguarda il servizio sociosanitario nazionale. Secondo me ci sono alcune cose però che possiamo fare senza la promessa più medici per tutti, più soldi per tutti, perché
i cittadini a casa non sono stupidi e capiscono che ogni volta che si promette tutto gratis per tutti la fregatura da qualche parte c'è. Esistono secondo me delle migliorie organizzative. Allora, nel 2016 in questa regione è stata approvata una riforma che si chiamava Azienda Zero. Sono passati 10 anni, è stata una riforma che ha accorpato le ULSS. Forse potremmo fare, come dire, un controllino a questa riforma, che probabilmente alcune cose le ha sbagliate, soprattutto per quanto riguarda il territorio, perché esistono anche in economia delle dimensioni che sono funzionali per far funzionare le cose, esistono delle dimensioni che forse sono troppo grandi per poter dare delle risposte concrete. Un altro tema nell'organizzazione dei medici di medicina generale potrebbe essere quella di creare un maggior rapporto tra i distretti e quindi le conferenze dei sindaci e i medici di medicina generale, perché molto spesso un problema che accade è che non c'è, come dire, un dialogo, per quanto c'è da un punto di vista di rapporti amicale, ma non c'è un dialogo istituzionale, quindi il comune non riesce a incidere sulla distribuzione dei medici di medicina generale, perché i medici di medicina generale sono dei liberi professionisti che stanno all'interno di diciamo distretti, di aree territoriali che vengono definite diciamo dai distretti, e forse bisognerebbe che si parlasse di più e che ci fosse maggiore flessibilità nel fare in modo che anche a livello infrastrutturale, penso ai trasporti, gli autobus, le strutture che possono cercare di accogliere diciamo le persone e i medici per poter andare incontro ai bisogni della popolazione, forse bisognerebbe che ci fosse più dialogo. Sicuramente oggi siamo di fronte, da questo punto di vista, diceva bene Laura Puppato, a una forte sofferenza da parte del personale sanitario che sta andando nel privato. Bisogna essere onesti e dirlo. Se ne è in tilt il sistema con Speed, anche la von der Leyen ha dovuto atterrare perché c'è stato un attacco, cioè per una giornata adesso sembra che in Veneto copemo gli anziani o non vedremo più risposte a nessuno, nel senso, se dobbiamo fare una puntata perché se ne è in tilt il computer a Treviso, parliamo di tutto e di niente. Cioè, adesso io non voglio difendere nessuno, non so neanche dove sia l'ospedale o dove hanno fatto le cose, però a Vicenza non ci sono stati stamattina, a Vicenza non ci sono stati stamattina e nell'ULSS 8 questi problemi. No, dovresti stare perché va in tilt un computer? È perché siamo legati solo al computer. Continuate a parlare di medici di base. Quando ero piccolo il medico di base ti dava anche i punti che ho io nella mano, me li ha dati il medico di base. Adesso si va soltanto in ospedale. Allora è cambiato il mondo, siamo tutti più esigenti e se va in tilt una cosa non dobbiamo dire che la sanità è un disastro. Allora, vabbè, ieri sono come al solito Focus volati gli stracci, scontro tra Joe Formaggio e Andrea Zanoni, prima ha parlato Nicolò Rocco che è il presidente regionale di Azione. Vediamo cittadini, sempre restando sul settore della sanità, cittadini e turisti più sicuri a Cortina d'Ampezzo in caso di malesseri e di problemi cardiaci. È quello che si propone un progetto che è stato presentato in municipio. Cortina d'Ampezzo si prepara a diventare comune protetto dal punto di vista cardiologico. È stato presentato in municipio il progetto Cortina Protetta, promosso dall'Associazione degli Albergatori con il patrocinio del Comune, allo scopo di trasformare la Conca Ampezzana in un territorio sicuro e protetto mediante la costruzione di una rete di defibrillatori automatici esterni teleconnessi, telecontrollati e mappati presso le strutture ricettive della zona. Tutto è partito dalla considerazione che Cortina, con i suoi oltre 250 km² di estensione e una popolazione che varia da 5.500 residenti fissi, con più di 1.600 over 65, alle oltre 50.000 presenze nei momenti di massimo afflusso turistico, con picchi previsti di fino a 130.000 visitatori durante le giornate olimpiche, presenta caratteristiche che rendono questa iniziativa particolarmente urgente e sentita. Si tratta di un passo importante in previsione del traguardo olimpico e paralimpico del 2026, ma soprattutto come eredità a lungo termine per la sicurezza degli ospiti e della comunità residente.
Vice di Fabio Fioravanzi, vediamo il semestre filtro di medicina al via. Da ieri le lezioni nel lab di ingegneria per i 3.600 studenti che si sono iscritti all'Università di Padova, che questa mattina hanno ricevuto il saluto ieri mattina hanno ricevuto il saluto della rettrice Daniela Mapelli. 3.687 potenziali matricole di medicina, 2.264 iscritte a Padova, 387 a Treviso, il resto suddivise tra odontoiatria e veterinaria. Partito in modo ufficiale il semestre filtro che porterà gli esami da superare in modo obbligatorio fissati a livello nazionale per il 20 novembre e il 10 dicembre. Gli studenti potranno frequentare le lezioni per il primo mese in presenza nel lab di ingegneria in fiera per poi lasciare spazio ai colleghi che inizieranno a partire da ottobre i corsi del nuovo anno accademico. Saranno da ottobre online i corsi del semestre filtro: chimica, propedeutica, biochimica, fisica e biologia. Per superare il semestre è necessario ottenere i crediti formativi richiesti, un minimo di 18, 6 per ciascun esame. A portare loro il saluto la rettrice Daniela Mapelli. Per tutto il mese di settembre gli studenti avranno la possibilità di frequentare le lezioni anche in presenza, oltre che per chi non può essere presente di frequentarle online. Siamo passati per augurare a tutti il meglio, per ringraziare anche i nostri docenti, le nostre professoresse, i nostri professori che si sono dedicati tantissimo alla preparazione di questo semestre, e quindi a tutti gli studenti e studentesse un grande in bocca al lupo. Alla fine del semestre a Padova saranno iscritti al primo anno in 686, 56 in più rispetto all'anno accademico precedente. E ieri la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato istituzioni e associazioni trevigiane, al centro i progetti e le richieste per una città sempre più accessibile. La ministra per la disabilità Alessandra Locatelli in città per una nuova tappa del suo tour nazionale. Una visita non casuale, quella a Treviso, visto che il sindaco Mario Conti è anche presidente dell'ANCI Veneto. Giornata aperta con l'incontro con i vertici dell'URSS 2, poi la visita a Casugana e Palazzo Rinaldi, dove ha ascoltato le richieste delle associazioni del territorio. È un territorio molto preparato che sta lavorando già da tanto tempo sul tema dell'inclusione e della valorizzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, quindi quelli che sono stati portati all'attenzione sono temi sui quali possiamo lavorare, dobbiamo lavorare e sono molto contenta di vedere che c'è una bella rete con le istituzioni. Al centro dell'agenda anche il nuovo bando Vita e Opportunità, oltre 300 milioni di euro destinati agli enti del terzo settore. Vuole essere un'iniezione di risorse per dare la spinta a fare ancora di più insieme al mondo delle istituzioni per dare delle risposte, insieme anche alla riforma sulla disabilità che, lo vorrei ricordare, inizierà la sperimentazione anche sul territorio di Treviso a partire dai primi mesi del 2026. Un anno cruciale che vedrà anche le Paralimpiadi e l'Expo della disabilità a Rimini. Per l'occasione sarà presente anche l'artista trevigiana Lisa Perini, invitata dalla ministra a esporre le sue opere. Al termine della conferenza a Palazzo Rinaldi, la pittrice ha voluto omaggiarla con un suo quadro. Treviso intanto si distingue come esempio grazie ai consistenti stanziamenti per eliminare progressivamente le barriere architettoniche e al lavoro del disability manager, l'architetto Rodolfo Dalla Mora. Ma stiamo lavorando anche da un punto di vista della sensibilità e da un punto di vista culturale. La prima barriera architettonica da abbattere è quella culturale, quella del menefreghismo e della maleducazione delle persone normodotate. Non solo istituzioni, ma anche un nuovo approccio culturale. Il modello Treviso col Disability Manager lo abbiamo voluto esportare a livello veneto e di questo andremo a parlare anche al prossimo meeting che farà a Rimini, quindi motivo di grande orgoglio che Treviso venga preso come punto di riferimento dal Ministro e anche dalle altre città. Mario Conte, il servizio di Nancy Galdi, vediamo proprio al riguardo quali sono state le richieste delle associazioni del territorio. Abbiamo molti bisogni, il Veneto non è tra i migliori per quanto riguarda i finanziamenti rispetto alle risorse economiche, quindi ci abbiamo tenuto a sottolineare, anche se i servizi rispetto alla salute mentale nella nostra realtà sono buoni.
Ci sono bambini che hanno elevati bisogni assistenziali, che hanno difficoltà poi ad essere inseriti, integrati per esempio nell'inclusione scolastica, nei percorsi sportivi, nel tempo libero, e parliamo di bambini che hanno delle complessità enormi. Secondo me dobbiamo stare attenti a non delegare la presa in carico della cura unicamente o soprattutto alle famiglie. Purtroppo abbiamo avuto la difficoltà in questi ultimi tempi di vedere bandi di concorso per psichiatri, direi andati quasi a vuoto, e questo è un grosso problema, perché i nostri utenti, i nostri familiari hanno bisogno di persone competenti che sappiano ascoltare queste difficoltà quotidiane per chi vive in una famiglia con una persona con un disagio mentale importante. Partiamo dalle Paralimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. Ovviamente il nostro territorio, Treviso, la provincia di Treviso, sarà coinvolta fortemente in questo evento, che speriamo non sia solo un evento a spot, ma possa poi veramente cambiare la cultura del territorio, nel senso che lo sport deve farsi mezzo per l'inclusione sociale, ma non solo, deve essere parte integrante della vita delle persone, come un pezzettino di welfare, perché lo sport sappiamo bene che aiuta la socialità delle persone e aiuta la salute delle persone, e questo è fondamentale nella vita quotidiana delle persone con disabilità. Abbiamo parlato e parliamo spesso di persone che hanno disturbi mentali, come il ragazzo che ha aggredito, un 33enne che ha aggredito un insegnante del liceo Brocchi di Bassano del Grappa, lo ha accoltellato perché si era visto rifiutare una sigaretta, e sono persone che sono a carico delle famiglie, e le famiglie sono disperate perché non ci sono strutture protettive che possono in qualche modo prevenire poi questi reati di persone che hanno disturbi mentali anche gravi. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Si apre con un match stellare fra l'Imoco di Conegliano e il volley Talmassoni, il calendario di eventi per far memoria del disastro del Vajont, in corso a Palazzo Piloni a conferenza stampa di presentazione di questa amichevole. Andiamo in diretta dalla responsabile della nostra redazione di Belluno, Tiziana Bolognani, con l'operatore Stefano Bozzi. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Hai detto bene, un'amichevole di lusso, un'amichevole della memoria, la partita della memoria che torna a ricordare il disastro del Vajont. Quest'anno ricorre il 62esimo anniversario. Da poco si è conclusa la conferenza stampa per presentare questo evento, perché ha detto il sindaco di Longarone Roberto Padrin, che mi accompagna in questo collegamento, lo sport ha trasmesso in questi anni, proprio in occasione dell'anniversario della ricorrenza della tragedia del Vajont, messaggi certamente speciali e importanti. Sì, ecco, io ringrazio ovviamente la Prosecco Doc Imoco Volley per la sensibilità che ha avuto di accogliere un po' l'invito anche quest'anno di partecipare ad un evento che abbiamo, diciamo così, iniziato nel 2023 in occasione del 60° anniversario con una partita proprio amichevole a Longarone nel nostro Palasport contro il Trento. Lo scorso anno per motivi organizzativi non siamo riusciti a ripeterla, quest'anno invece ce l'abbiamo fatta, e quindi il mio è un grazie veramente di cuore. Stiamo parlando della squadra più forte al mondo di pallavolo, quindi faremo memoria, ma soprattutto anche cercheremo di portare questa passione per il volley ai nostri giovani. Diciamo che la provincia di Belluno sta molto crescendo in questa disciplina sportiva. Abbiamo il volley Belluno maschile che ha sfiorato la Serie A2 lo scorso anno e ha allestito una squadra di altissimo livello, ma tutto il movimento sta crescendo proprio anche attraverso l'emulazione, l'esempio di questa squadra straordinaria che è la Prosecco Doc Imoco.
Ecco, e a contrastare le capacità delle Pantere di Conegliano ci saranno le ragazze del Talmasson, che è una squadra molto titolata, che fino all'anno scorso ha militato in A1, quest'anno è stata retrocessa, ma il roster che ha costruito in questi mesi è certamente un segnale della necessità e della volontà di ritornare nella massima serie. Si giocherà la VHV di Belluno, perché disponibile in questi giorni il Palazzetto dello Sport di Longarone, ma Sindaco, il momento della ricorrenza del Vaionte è un momento per rinforzare anche i valori della comunità e delle comunità che negli anni si sono strette a Longarone. Per esempio, voi quest'anno avete chiamato a Longarone tutte le città che negli anni hanno stretto patti di amicizia e gemellaggi. Sì, questo sarà un po' l'evento clou dell'anniversario di quest'anno e si svolgerà l'8 ottobre, proprio la vigilia del 9, e sarà un momento di abbraccio nei confronti di tutte queste comunità con cui abbiamo veramente costruito rapporti molto intensi in questi anni. Devo dire, io faccio sindaco ormai dal 2009, ma è un percorso che è nato molto prima per alcuni aspetti e soprattutto che sono legati anche alla comunità di Castellavazzo, con cui si è fusa Longarone nel 2014. Quindi avremo veramente un momento importante, una ventina di comunità che verranno a Longarone, provenienti anche da un po' tutto il mondo, perché siamo gemellati con Urusanga in Brasile, abbiamo stretto un patto di amicizia con Cutina in Croazia, la Pobla de Segur in Spagna per la questione legata agli zattieri, insomma, e poi tantissimi ovviamente in Italia, ma anche in Germania e Francia. Insomma, è un percorso di veramente tantissimi anni e siamo convinti che era arrivato il momento proprio di rinnovarli per esprimere quelli che sono i valori profondi che, diciamo così, sono legati in gran parte al Vajont, ma non solo, per la storia di Longarone e di Castellavazzo. Grazie al Sindaco di Longarone. Naturalmente, come ogni anno, noi seguiremo con le nostre emittenti l'anniversario della tragedia, del disastro del Vajont, quest'anno il 62esimo, perché l'importante è esserci sempre e continuare a perpetuare la memoria, anche perché i disastri causati dall'incuria e dall'uomo continuano ad essere ai noi presenti, e quindi ricordarci di ciò che avvenne il 9 ottobre 1963 è fondamentale anche dal punto di vista dell'informazione. Direttore, da Belluno, da Palazzo Piloni è tutto. Gli aggiornamenti naturalmente nel telegiornale di questa sera. Ti restituisco la linea. Grazie molte Tiziana Bolognani, e grazie al Sindaco di Longarone, presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. E le Pantere ieri erano alla mostra del cinema di Venezia, vediamo il titolo del Nord-Est. Le Pantere della Prosecco Doc Imoco Volley brillano al red carpet della mostra del cinema di Venezia, le vediamo qui elegantissime durante la presentazione allo spazio eventi del Veneto e della Film Commission. Restiamo comunque nel bellunese, perché è stata un'estate da record per il turismo extra alberghiero, agriturismo, appartamenti, bed and breakfast e campeggi hanno fatto segnare un più 30% di presenze. Vediamo. Un turismo estremamente sostenuto quest'estate, con aumenti notevoli e significativi in tutti i settori, sia alberghiero che extra alberghiero. Un esploit a due cifre per il settore ricettivo bellunese in un 2025 da incorniciare. Il boom arriva dall'extra alberghiero nel bellunese. I dati dell'Osservatorio regionale del turismo aggiornati a giugno parlano chiaro. Appartamenti, B&B, campeggi, agriturismi crescono oltre il 30% nelle presenze, mentre gli alberghi consolidano le loro quote senza balzi in avanti. Maggio ha segnato la svolta. Nella bassa provincia arrivi a più 28%, presenze più 11%. In alta montagna, dalle Dolomiti al Comelico, numeri record, più 62% di arrivi e più 34% di presenze. Giugno ha confermato il trend con aumenti tra il 29 e il 35%. C'è una motivazione di fondo. Fino al 31 dicembre dell'anno scorso non avevamo il codice identificativo per l'extra alberghiero. È chiaro che il dover esporre il codice identificativo ha fatto emergere
una buona fetta di quello che era il sommerso della ricettività extraalberghiera. Erano anni che si chiedevano regolamentazione per l'extraalberghiero, non solo bed and breakfast, ma anche locazioni turistiche. Come è sempre stato detto, stesso mercato, stesse regole. Finalmente c'è stata questa regolamentazione. Sicuramente non è perfetta, è perfettibile, però questo ha fatto emergere tantissimo sommerso, non solo in Veneto, non solo in provincia di Belluno e in Veneto, ma in tutta Italia. Gli alberghi invece registrano crescite più contenute ma costanti, a giugno più 2% negli arrivi nella bassa provincia, più 24% in alta montagna, con presenze salite fino al più 43%. È certo che la stagione si concluderà positivamente, ma fra gli operatori serpeggia malumore. In vista delle Olimpiadi non è ancora stata detta la parola fine sulla transitabilità o meno dei passi dolomitici. Non sappiamo se il turista spettatore delle Olimpiadi che alloggerà al di fuori di Cortina, ovviamente perché purtroppo a Cortina in Cadore difficilmente troverà posto, che quindi soggiornerà in Agordino o in Comelico o altre zone, come potrà arrivare a vedere le gare. Questo purtroppo ancora non lo sappiamo. Insomma, alla fin fine mancano 5 mesi alle Olimpiadi o giù di lì. E quindi non è tardi? Non è tardissimo, ma è tardi. E boom per l'extraalberghiero e invece crisi nera per le case, per gli alloggi. C'è un'emergenza abitativa in tutte le nostre città, per esempio a Padova sempre meno alloggi per gli studenti fuori sede che vengono nella nostra provincia per studiare. Un'emergenza, si parla di emergenza abitativa. Da un dato nazionale di ANCE, nel 2030 serviranno a Padova circa 7.500 alloggi, quindi è Padova e provincia, un dato molto importante. Un dato allarmante in un mercato che vede molte difficoltà per chi vuole affittare o comprare casa. Parliamo di Padova e la sua provincia, un dato legato a molti fattori, tra cui l'aumento dei nuclei monocomponente che in città rappresentano il 40% del totale. Inoltre la vetustà del patrimonio edilizio, in cui più della metà delle case è costruita prima del 1980. C'è anche la carenza degli alloggi a canone calmierato e, fattore decisivo, la crescita della popolazione studentesca. Studenti che negli anni hanno visto un aumento esponenziale degli affitti. Qualche anno fa il costo letto, il costo del posto per lo studente era intorno ai 250-300 euro, mentre negli ultimi anni, recentemente, mi si parla di 500 euro. Indipendentemente dalla zona della città, quindi immagino che ci sia comunque una rendita di posizione, quindi questi 500 possano raddoppiare nel sito storico e rimanere appunto i 500 nelle zone più periferiche. Soprattutto a Padova, grazie a fondi europei e a cospicui investimenti privati, stanno nascendo studentati che andranno in parte a rispondere all'esigenza d'alloggio. Esigenza che però potrebbe cambiare dopo il 2030, evidenziando la necessità di riconvertire le strutture da studentati a pensionati. Per superare l'emergenza casa è necessaria una guida comune. Partire dall'urbanistica, dalla programmazione generale economica e urbanistica del territorio, perché non si possono pensare sempre progetti che rispondano alle emergenze e progetti a spot. Bisogna pensare a che città vogliamo, a quale tipo di città. Gli studentati che sono cresciuti enormemente in questo periodo sono ridotti a dei contenitori anonimi, cioè ci vuole anche qualità nell'architettura, bisogna anche creare benessere. La riduzione del consumo di suolo è tra gli obiettivi. L'aumento di case disponibili passa dunque dalla riqualifica. Non possiamo far altro che per recuperare questi 7.500 nuove abitazioni che servono rigenerare l'esistente, anche partendo da immobili che adesso sono sfitti, sono inutilizzati anche nel patrimonio pubblico. Un'altra grossa partita che per anni non è stata affrontata dai comuni e dalle province è stata quella dell'edilizia popolare, si è accantonata e adesso vediamo che questa esigenza c'è predominante.
E quindi emergenza abitativa, poi c'è la desertificazione dei centri storici e nei centri storici di molte città soprattutto problemi di sicurezza. Andiamo a Bassano del Grappa, sentiamo Vanessa Banzato. Sabato e domenica in centro a Bassano del Grappa è stata una notte decisamente pesante, tra zuffe in pieno centro storico, allerte plurime alle forze dell'ordine per grida e urla che si sono avvertite dai residenti un po' in tutte le vie della città, per non parlare poi di chi si è messo al volante in evidente stato di alterazione e ha centrato in pieno un'auto parcheggiata. Nello specifico l'auto era del presidente del quartiere Margnan di Bassano. Ci troviamo in via Sant'Anna dove è successo l'incidente stradale, con me proprio il presidente e il proprietario dell'ormai ex auto, perché è andata completamente distrutta, diceva, Giampaolo Marzarotto. Ci vuole raccontare un po' cosa è successo, perché tra l'altro l'incidente avvenuto alla sua auto non è l'unico episodio avvenuto qui in via Sant'Anna in quella notte. Ecco, io abito a pochi metri da questo posto e ho parcheggiato sabato mattina prima di andare via per un weekend l'auto. Sono ritornato domenica pomeriggio e ho trovato la sorpresa. L'auto è una Volkswagen e-Up e quindi elettrica al 100%. Fortunatamente non si è incendiata, perché il colpo che ha colpito la ruota posteriore a destra in maniera molto importante ha rovinato di velto il ponte posteriore, ammortizzatori, freno, ruota, ma il pacco batteria è rimasto illeso. Ho chiamato subito la polizia locale che è intervenuta, ha fatto i rilievi, ha preso i frammenti dell'auto che dovrebbe aver colpito la macchina e mi ha assicurato che farà un controllo sulle telecamere della zona per individuare il mezzo. Tra l'altro anche un paio di privati sono forniti di telecamera, quindi la speranza è di arrivare a chi l'ha colpita in breve tempo. Ecco, si diceva, hanno praticamente distrutto la sua auto, però poco prima che succedesse questo incidente, avvenuto attorno all'1:30, 1:30 della notte tra sabato e domenica, ci sono stati anche altri episodi proprio qui in via Sant'Anna, zuffe almeno e grida. Sì, una telecamera ha registrato l'impatto all'1. Un residente ha detto che poco prima aveva sentito delle urla, però impaurito non è sceso dall'appartamento e quindi dal balcone un po' assistito queste persone un po' alterate che baruffavano. Successivamente ha sentito un grande botto che è stato il colpo. Per terra ci sono tantissimi segni di gomma, quindi sembra quasi facessero una gincana in questa via laterale per uscire dal quartiere. Comunque o sono usciti dal salita a Prato Santa Caterina o da via Margnan che va giù in Brenta, tra l'altro chiuso, e quindi le telecamere dovrebbero averli inquadrati. Siete preoccupati per quello che sta... Allora grazie a Vanessa Banzato. Andiamo in pubblicità, poi state con noi perché ci ricollegheremo con Anna Maria Parisi da Sottomarina di Chioggia, dove una donna tedesca è stata accoltellata nella notte da uno sconosciuto, un vero e proprio giallo. Si sta cercando il cagnolino che la donna aveva portato a spasso. A tra pochissimo, state con noi. Nuovo in diretta, andiamo a Sottomarina da Anna Maria Parisi e dall'operatore Sandro Ponchio per la donna accoltellata nella notte da uno sconosciuto. A te Anna Maria. Sì, eccoci direttore per i nuovi aggiornamenti. Allora la donna si trova ancora ricoverata in rianimazione all'ospedale di Chioggia, grave ma non versa in pericolo di vita, e non è lei la mamma dell'adolescente come abbiamo detto in precedenza, ragazzino che abbiamo sentito insieme al papà, ma è la compagna del papà del ragazzino, 13 anni lui, 43 il papà, vivono in Germania, a Monaco di Baviera, ma lei è d'origine polacca come il compagno 43enne. Adesso, direttore, siamo con Abdul Afef, il ragazzo, l'uomo marocchino che per primo ha soccorso la donna e ha visto l'aggressore e l'ha messo in fuga. Ci racconti cosa è successo ieri, Abdul? Sì, io abito qua. Vado fuori a mangiare, vado fuori in cucina e vedo
asino. Vado dove vado lui, e visto lui vado un coltello. Hai visto l'aggressore col Sì. coltello? Quanto grande era questo coltello? Non sono così. Sei sicuro? Hai visto io, non è io, hai visto il coltello. E hai visto l'uomo col casco? Sì, sono rosso e alto. Alto come te? Me sono rosso. C'è un altro nero. Scusa, il casco era scuro? Sì, nero. E lui è apparso via vicino dal Quindi moto. tu gli sei andato gli sei corso incontro per metterlo in Usina. Io sì, vado lei, e lui è visto io, è apparso via. Quindi da via Vittor Pisani, dove Sì. ci troviamo noi, è scappato verso la laterale. Sì, Hai visto se aveva una moto, una bicicletta? un motor. Aveva la moto, Sì, un motor. perché poi è scappato con la moto? Brava, è apparso una moto subito. Io sono lei per aiutarti. Portati, chiama la finanza, sì, portati la asa di... Sì, l'hanno portata in via Vittor Pisani al civico 17, sì. dove c'era un altro soccorritore, pare un giocatore della Sampdoria, ex Como, che è venuto a trovare il fratello che abita qua, direttore. Sembra si tratti appunto del giocatore Bellemo, che adesso è andato a fare la sua deposizione presso la stazione dei Carabinieri di Chioggia. E quindi tu sei andato a parlare con i carabinieri, a raccontare quello che è successo? Sì, prima c'è Carabinieri Borghini, le famiglie, e ferma loro, e amato i Carabinieri. Quindi sei già andato, sì, hai parlato con i carabinieri. Ecco, direttore, quindi questo è il racconto di uno dei primissimi soccorritori che ha visto, non possiamo dire in faccia perché aveva il casco, l'aggressore e l'ha messo in fuga. Uno dei primi che ha già deposto la sua versione dei fatti presso la stazione dei Carabinieri. E da Sottomarina di Chioggia è tutto. Direttore, grazie ad Abdul Afef, il ragazzo marocchino, sì, che appunto ha sventato anche questo forse ennesimo tentato femminicidio. Mi dispiace per lei. Sei la nonna, non è... Madonna, sì, ecco. E quindi da Sottomarina, direttore, è tutto, ti restituisco la linea a San Biagio. Grazie molte Anna Maria Parisi con Sandro Ponchi, i nostri inviati a Sottomarina. Vediamo ovviamente stasera nei telegiornali altri dettagli, un vero e proprio giallo, potrebbe sembrare un delitto passionale, ma è una turista che era qua da pochi giorni, per cui davvero bisognerà capire quali piste prenderanno gli inquirenti. Vediamo due titoli di politica dal Gazzettino. Carlo Nordio, il ministro della giustizia: anch'io da PM avrò mandato degli innocenti in carcere, l'ha detto il ministro dopo la proiezione di Portobello alla Mostra del Cinema, un film che racconta il dramma di Enzo Tortora. E poi il generale Roberto Vannacci che avverte la Lega: io in Veneto votatissimo, più del veronese Borchia che dimentica il suo intervento alla festa Voci su un incontro Zaia-Salvini a Venezia. Sembra che Salvini e Zaia si vedranno domani alla Mostra del Cinema. Chiudiamo con la raccolta delle firme per il no alla partita Italia-Israele, che prosegue questa raccolta, seguita dall'appello del sindaco di Udine di rinviare la partita. Appello arrivato ai vertici sportivi e istituzionali. Sentiamo. 20.000 firme, siamo arrivati, abbiamo superato le 20.000 firme e l'altro ieri ero a Genova, è stata una cosa incredibile, era il più grande corteo della Liguria dal G8 di Genova del 2001, tristemente noto. Abbiamo appunto superato le 20.000 e siamo ancora a un mese e mezzo dalla partita. Considerate che l'anno scorso tra biglietti svenduti e biglietti regalati si era arrivati in totale a 11.000 allo stadio, quindi noi abbiamo già raddoppiato il numero delle persone presenti allo stadio l'anno scorso.
La raccolta firme, che ha superato la soglia dei 20.000 per la non disputa della partita Italia-Israele a Udine, continua e anche il sindaco De Toni appoggia questa iniziativa sperando che in qualche modo la gara possa essere rinviata. Sì, anche per questioni di ordine pubblico, noi sono state raccolte 20.000 firme, l'anno scorso è stata una manifestazione per fortuna pacifica a Udine, ma la situazione è totalmente peggiorata, abbiamo di fatto una deportazione in atto, una situazione di gravità per cui una soluzione minimale è un rinvio. Pensa sia ancora fattibile arrivare a questo? Ma non ho la potestà per farlo, però secondo me oggi giocare non è opportuno. Manca più di un mese alla partita, ma sull'argomento si è espresso anche lo stesso CT della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa a Coverciano, dichiarandosi uomo di pace, ma anche uomo di sport, consapevole che il match vada giocato. Questa è una considerazione del sindaco, io la rispetto, però io penso che in questo momento io sono un uomo di pace e mi auguro che in tutto il mondo ci sia la pace. Dopo è normale che mi fa male al cuore vedere civili, bambini civili che vengono colpiti e ci lasciano la vita. Questo è il dispiacere più, quello che mi tocca di più e mi fa male al cuore. Dopo però noi facciamo un mestiere e oggi penso che il Presidente anche in questi ultimi 15 giorni si è dato da fare, sta lavorando tantissimo su trovare soluzioni e di riuscire a fare la partita a Udine in maniera perfetta, e penso che più di questo non posso dire, però noi siamo qua, ce l'abbiamo nel girone, ci dobbiamo giocare, sicuramente è il nostro dovere fare il nostro lavoro. E mentre imperversa la polemica, il punto per ora lo mette il governo. Per quanto di competenza del Viminale, la partita di calcio Italia-Israele, si legge in un comunicato, in programma il prossimo 14 ottobre allo stadio di Udine e valida per le qualificazioni ai mondiali, si può giocare regolarmente. Servizio della nostra redazione di Udine, gli ospiti di stasera Focus: Alessio Morosin, Andrea Nardin, Leonardo Padrin, Pietrangelo Pettenò, Silvia Susanna e Stefano Trubian. È tutto, grazie per averci seguito fino a qui, grazie ai nostri tecnici, ai nostri registi Tony Esposito e Tommaso Migò. Ci vediamo stasera alle 21:15, buona giornata.